Buongiorno a tutti e benvenuti a una nuova puntata di Pillole di Napoletano. Oggi parleremo di una parola che è molto più famosa per il detto a cui è legato, piuttosto che per l'uso della parola in sé, anche perché riguarda un mestiere che ormai praticamente è scomparso. La parola in questo caso è semenzel, che indica il chiodino con cui il calzolaio risuolava le suole delle scarpe. L'origine del termine deriva dall'italiano, dal tardo italiano, dal termine semenzella o sementella, che a sua volta deriva da semenza, e indica sia in italiano, anche in questo caso, il chiodino del calzolaio, ma anche l'estratto di una pianta che è il santonico, veniva utilizzato principalmente come potente vermifugo per i cavalli. Il detto a cui è legata questa parola, che è diffusissima a Napoli, è: quando non siete scarpare, ma perché rompito cazzo e semmanzello? Ovvero, se non siete ciabattini, perché rompete le scatole ai chiodini? È un detto che viene utilizzato quando una persona che non sa assolutamente niente di un campo continua a voler dire la sua e a ribattere persone molto più esperte del settore. E con questa frase si indica a questa persona di chetarsi, di calmarsi e di lasciar parlare gli esperti in materia. Con questo io vi saluto, vi aspetto per una nuova puntata di Pillole di Napoletano e come al solito, ciao Brim!